Il calcio è fantastico finché, per fortuna, c'è Rebellato Medical Group. Romano, innanzitutto benvenuto. Grazie mille. Allora, che cosa ti ha spinto ad accettare la proposta del Treviso Football Club? Ma parlando col direttore è bastato poco perché insomma Treviso si presenta da sola, è una città meravigliosa, una piazza importante e quindi la voglia di dare una mano è stata subito palese, quindi per me, ripeto, è un'occasione, è bello stare in un ambiente dove so che ci saranno tanti giovani che dovranno crescere e insomma è una città meravigliosa come Treviso, giocare è una cosa bella, insomma. Una città anche molto ambiziosa, come ben sai. Certo, è una città ambiziosa a ragion veduta, direi, perché comunque non è una città che merita questa categoria. Proverò a portare il mio contributo per cercare di fare il meglio possibile. Non ti chiedo di riassumere la tua carriera perché è ben nota, ti chiedo però qualche aneddoto particolare che ti è rimasto impresso, che ricordi nel cuore. Ce ne sono tanti, sono 20 anni di calcio, non ti saprei dire uno piuttosto che un altro, sono stati tanti momenti emozionanti e spero però di viverne ancora qua a Treviso. E per quanto riguarda il percorso di Coverciano, lo vedi come un punto di arrivo o un'ulteriore tappa? No, è una tappa che avevo già deciso di intraprendere e anche questa per me rappresenta uno step nella mia vita ed è entusiasmante, quindi sono contento di farlo dell'esperienza e con chi la sto condividendo. Per quanto riguarda, tu prima parlavi dei giovani, ce ne sono tanti qui a Treviso, che cosa vuoi dare loro in termini non solo tecnici ma anche umani, diciamo così? Ma sicuramente, ripeto, diciamo un certo tipo di cultura del lavoro, di approccio al calcio, per chi poi vorrà fare professionista da grande, posso portare il mio bagaglio di esperienza e questo tipo di mentalità. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.